Ecco come Alessia con tanto amore mi lava la roba e io con tanto ingegno provo a ripiegarla in qualche modo. Eccola, a fatturina prima di andare a dormire e io tutti contenti. Oh no, volevo insegnarti una roba molto molto utile se sei un professionista che lavora a ore, ok? Ti consiglio vivamente, adesso non sto qua a farti un video intero per carità, non ti faccio vedere le schermate perché ci sono giustamente i dati dei miei clienti, ma ti consiglio vivamente l'app TOGGL. È una sorta di multi-timer che ti crea poi anche delle statistiche con scritto, puoi scegliere con che cliente, la fascia di tempo eccetera. Praticamente ti crea già le schede intervento con l'elenco dei lavori fatti e per ogni intervento quanto tempo ci hai messo, il tempo totale e via discorrendo. C'è una versione gratuita che ti permette di fare praticamente tutto, quella a pagamento costicchia tipo 10 euro al mese, in più ti consente solo alla fine di mettere gli importi, ma chi se ne ciava, cioè ti calcola direttamente gli importi, tu dici a quel cliente faccio non so 50 euro all'ora e lui ti dice hai lavorato 3 ore,62, fa 50 per 3,62, hai capito, e ti fa già la proforma per il cliente con scritto l'importo. Però TOGGL, straconsigliata. Consigli per un fine settimana di pioggia? Giornata fantastica, abbiamo portato anche il bambino censurato. No, c'è scritto parcheggio completo. È verde il bottone, vediamo. Cosa c'entra? Non è che cambia colore, è la luce Dovevamo metterlo rosso? bottone. Vabbè, è pieno di parcheggi. Ricordati Dove andiamo qua? il limite delle altezze. A destra già, dove vuoi andare? Su per la spasa? Credo che metterò un po' di musichetta. Ma prima ti faccio vedere cosa facevano merendare una volta i bambini. Vedi tu con l'ornitorinco, altro che adesso è brioscine. Poi è velenoso, a parte quello. Ma così era una volta. Accettami così, ti prego non guardare, nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta, accettami e sarai la mia bambola di seta. Questo è il famoso zaino da escursionismo veneto. Accettami e vedrai, andremo fino in fondo. Non pensare a cosa è giusto e cosa sta cambiando. Andiamo al Polo Nord o al Sud se preferisci. Accettami, ti prego, dimmi che ci riesci. Non ho detto mai di essere perfetto. Se vuoi ti aiuto io a scoprire ogni mio difetto. Se ne trovi di più ancora mi sta bene. Basta che restiamo ancora così insieme. Amo, amo è qualcosa che si muove su e giù per lo stomaco più freddo della neve. Amo, amo è un buco alla ciambella, la sua dolcezza effimera la rende così bella. Vai pampino cataclismico, catastrofico, catastale. In teoria è tutto bellissimo, sono 4 piani, ma non puoi visitare il tutto in 3 ore, ci sembra un po' una minchiata, cioè non puoi leggere nulla. Certo che con tutte le nutrie che abbiamo noi in tangenziale potevano prenderne una un po' più fresca. Dai, vai che ti buco! Soffri tantissimo! Accettami e vedrai, insieme cresceremo, qualche metro in più e il cielo toccheremo, più alti dei giganti, più forti di Godzilla, faremo una crociera su una nave tutta gialla, andremo su un'isola che sembra disegnata, con colori enormi e un mare da sfilata. Per quanto mi riguarda ho fatto già il biglietto, ti prego non lasciarlo accanto a un sogno in un cassetto. Amo, amo qualcosa di speciale, su e giù per lo stomaco è come un temporale. Amo, amo è il sugo sulla pasta, finché non è finito non saprò mai dire basta. Amo, amo è un dono di natura,
paura, perché la nostra storia non è solo un'avventura. Amo, amo è una semplice canzone e serve a me per dirti che sei una sul milione. No, una tosteria, fanno solo toast. Che ricordi, questo è il Castel Toblino dove eravamo andati io e Alessia a far colazione lì. Siamo arrivati in bici, adesso non mi ricordo dove avevamo parcheggiato. Ah sì, sul parcheggio un po' più in su. Io a questa giornata do 10 perché siamo partiti senza aspettative e quindi tutto è stato regalato. Resterò seduto ad aspettare, non mi importa delle ore, non mi importa di sembrare. Questa è una delle cose tipiche trentine, è il goulash con i canederli, è un po' cucina austriaco-trentina, quello è il famoso pretzel con la P, che io lo chiamo pretzel con la B. Fuggo dal bisogno di scappare, resto qui e ci voglio stare, non mi importa del dolore questa volta, se per caso fosse amore, me lo voglio meritare. Basta mangiare! Strano come spesso basti un viaggio, pochi grammi di coraggio, un vestito un po' più corto e poi lo sguardo di uno che era di passaggio. Strano ma non credo che sia bello. Oh, guarda che figata sta roba, sta attento, guarda, questo bellissimo panorama, guarda con la mega cascata, vedi la mega cascata, tutto rovinato dai pali a luce, questo edificio qua anche ci sta, queste robe qua in metallo magari no, e il muso è Poreto giustamente. Bello dentro ma fuori è un aborto. Mi piace Alessia fa, che bello, non mi sembra neanche di essere in Italia. Cioè, cazzo, guarda, non ci sono cose, il 10% italiani, il resto è tutto stranieri. Solo noi. Porco cane. Ho trovato uscita in piazza OnlyFans, riassunto della giornata. Intanto non capisco perché bevo io e si ubriaca lui, cioè sta roba, c'è sto alcol che va tramite wifi, boh vabbè. Comunque una meta molto consigliata, da capire meglio ragazzo il discorso delle 3 ore, perché è abbastanza frustrante fare un posto del genere in 3 ore, troppo poche, quindi c'è da capire, io non l'ho capito, cosa, se è possibile fare più di 3 ore, insomma, ecco. Ci voleva lei, ci voleva lei, ci voleva lei, che ti portasse fino a qui, che fossi come sei, perché fossi così. Ci voleva sì, ma ci voleva lui, ci voleva lui, ci voleva lui, perché ritrovassi me, perché forse in fondo è vero che per essere capaci di vedere cosa siamo, dobbiamo allontanarci e poi guardarci da lontano, da un aeroplano. Isole che andrebbero evitate, soprattutto quando è estate, pochi passi sul pontile.